Hashish nello sciacquone del bagno della scuola. È la scoperta a cui sono giunte le forze dell'ordine grazie al lavoro del cane Zico, che ha fiutato la droga fino a trovarla nonostante fosse ben nascosta. Le dosi erano sistemate infatti all'interno di un pacchetto di sigarette, inserito appunto nello sciacquone. Il blitz è scattato giovedì mattina 12 febbraio all'Istituto Tecnico e Professionale d'Aronco di Gemona. I carabinieri della compagnia di Tolmezzo, con i militari del nucleo cinofili di Torreglia e la collaborazione della polizia locale, hanno ispezionato in lungo e in largo l'istituto, facendo uscire gli alunni. Un'operazione che il dirigente scolastico ha apprezzato. Allora, il mio commento non può che essere estremamente positivo, perché avere nella propria scuola le forze dell'ordine è sicuramente un indice di presenza dello Stato attraverso queste forze dell'ordine nel territorio e quindi nella mia istituzione scolastica. È stata un'attività anche di deterrenza sicuramente, ma la voglio anche soprattutto vedere come un'azione di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi fra i 14 e i 18 anni, proprio perché insomma possono capire la pericolosità e il rischio a cui possono andare incontro con l'utilizzo delle droghe. Dopo i controlli all'interno della scuola, i carabinieri si sono spostati in un esercizio pubblico nelle vicinanze che spesso rappresenta un luogo di ritrovo per studenti. Nel locale è stato individuato un 41enne extracomunitario in possesso di uno spinello e alcune dosi di hashish. Tutte le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e l'uomo segnalato all'autorità giudiziaria. Per la scuola i fatti accaduti sono uno stimolo a continuare nelle aule la sensibilizzazione tra i ragazzi contro l'uso di droghe. Facciamo diversi incontri con le diverse armi delle forze dell'ordine e sicuramente questo sarà un ulteriore spunto di riflessione in più per tornare su questi argomenti.